Assessore, Realmonte, nonostante le difficoltà imposte dal Covid, è riuscita a mettere su comunque un'estate partecipata e ricca di eventi. Sì, questa sera siamo al Teatro Costa Bianca, dimezzato nella sua capacità. Il Teatro Costa Bianca, come tutti sappiamo, ha 1500 posti, ma stasera ne può utilizzare soltanto 637, proprio per favorire il distanziamento. Noi ci teniamo alla sicurezza, ma teniamo anche agli eventi. Questa sera svolgeremo un'iniziativa con i musicisti di Realmonte, giovani e adulti, che ci consentirà sicuramente di vivere un'atmosfera diversa da quella che abbiamo vissuto in questo periodo a causa del Covid. Intanto Scala dei Turchi è sempre una meta gettonatissima e per proteggerla sono arriveranno delle telecamere? Per proteggerla ci penserà la Regione Sicilia, considerato che è la regione che ha voluto l'interdizione. Naturalmente non serviranno soltanto le telecamere, ma servirà un consolidamento dell'intero costone, per cui ci sarà da aspettare. È un periodo difficile questo per l'economia regionale, considerato il fatto che molte risorse vengono destinate al problema Covid. Maestro Tesè, una serata all'insegna della musica, Realmonte in musica, cosa prevede? Intanto il titolo è abbastanza emblematico perché non riguarda soltanto Realmonte come territorio, ma riguarda sostanzialmente la presenza di tanti realmontini musicisti. Nel nostro piccolo ci vantiamo di avere un grande numero di musicisti qui a Realmonte, ma la cosa che teniamo noi a sottolineare è che questa è un'iniziativa che è partita direttamente da ex alunni della scuola. Un nutrito numero di musicisti che questa sera suonerà a un certo livello sono tutti ex alunni della nostra scuola di Realmonte, che hanno mosso i primi passi proprio tra i banchi di questa scuola con il professore Salemi, con me, e hanno trovato una loro dimensione, hanno trovato un motivo di vita nella musica. Tant'è vero che noi abbiamo e suoneranno ex alunni che sono usciti dalla terza media fino a ragazzi che sono usciti dal liceo musicale e altri ancora che stanno uscendo dalle AFAM, quindi dall'università, e abbiamo anche dei ragazzi che ormai sono usciti, si sono affacciati nel mondo del lavoro e alcuni già insegnano. Quindi la cosa bellissima è che oltre ai tanti colleghi c'è questa presenza di questa musica che è diventata, prima è diventato un momento di svago, poi via via è diventata qualcosa di più importante e ora è diventata qualcosa che va di pari passo con la loro vita, e quindi questo inorgoglisce la scuola, inorgoglisce noi insegnanti, inorgoglisce un intero territorio per questa presenza, bellissima presenza e qualificata di musicisti, alunni della scuola e non solo, quindi all'insegna della bella musica.